Carissimi amici del canale YouTube e la pagina Facebook Napoli è sempre bella 2, un abbraccio da sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani nel mondo e naturalmente a tutti gli iscritti ai nostri siti. Cari amici, purtroppo anche in Champions League la sorte va sempre a favore dei soliti e a sfavore del Napoli. Infatti la squadra più temuta che poteva beccare il Napoli è stata proprio quella, cioè il Barcellona, e quindi agli ottavi di finale il Napoli se la vedrà con la blasonatissima Barcellona. Mentre la Juventus ha un ottavo di finale molto semplice e facile con il Lyon e invece l'Atalanta con il Valencia. Prima di questi sorteggi si sperava che Napoli beccasse proprio o il Lyon o il Valencia e invece sarà Napoli-Barcellona. Io ho intitolato questo video "Il Napoli può battere il Barcellona". Perché? Adesso ve lo spiego. Innanzitutto una cosa molto strana, ma veramente molto strana. E allora pensate che io proprio ieri ho registrato un video, è stato pubblicato qui nel canale e nella pagina Facebook, che diceva il Napoli andrà in Serie B, che non era e non è un mio pensiero, ma era il pensiero di tantissimi tifosi del Napoli qui sui social, YouTube, Facebook, WhatsApp e compagnia bella. E quindi la maggioranza diceva il Napoli quest'anno andrà in Serie B. Questo già prima della sconfitta con il Parma e soprattutto per l'avvento di Gattuso sulla panchina del Napoli in sostituzione di Ancelotti. Bene, dopo i sorteggi di Champions League il Napoli ha beccato il Barcellona, la stramaggioranza adesso che cosa dice? Dice il Napoli può battere il Barcellona. Ma insomma io non riesco a capire certi tifosi, mi dispiace perché poi sono tifosi del Napoli, quindi siamo fratelli, ma se ieri avete detto che il Napoli quest'anno andrà in Serie B, poi con quale criterio dite che il Napoli batterà il Barcellona? C'è qualcosa che non va, non negli argomenti, ma proprio nella vostra testa, perché non c'è coerenza tra un'opinione e l'altra. Io sinceramente, anche io sono convinto che il Napoli potrebbe ed ha le possibilità, ma perché no, di battere il Barcellona. Ma non ho mai detto che il Napoli andrà in Serie B, perché mi rifiuto di pensarlo come tifoso, soprattutto perché sono convinto che il Napoli si riprenderà quando al più presto possibile. È vero, perché non ce la facciamo più, perché altrimenti è troppo tardi, ma sono certo che il Napoli uscirà da questa crisi infernale per quanto riguarda il campionato. Ma voi che avete detto che il Napoli quest'anno andrà in Serie B, come fate il giorno dopo a dire il Napoli batterà il Barcellona? È assurdo. Naturalmente poi ci sono quelli che dicono che con il Barcellona prenderemo una valanga di gol, che praticamente il Barcellona, come è messo attualmente il Napoli, ci farà cornuti e mazziate. Qualcuno azzarda anche il risultato, prenderemo 5 gol a Barcellona e 4 a Napoli, totale 9 gol a 0 a favore del Barcellona. Questi commenti sicuramente sono assurdi, ma soprattutto sono incoerenti, perché se vogliamo un attimo ragionarla, allora, restando però con i piedi per terra,
perché il Napoli è una squadra che già se arriva o arrivasse ai quarti di finale, specialmente adesso dopo aver beccato il Barcellona, si può veramente gridare al miracolo, perché il Napoli non è un club che può aspirare a vincere la Champions League o ad arrivare in semifinale o in finale addirittura. Chi pensa questo sicuramente ha bisogno di un TSO, cioè un trattamento sanitario obbligatorio, perché è una cosa impossibile. Però il calcio è bello proprio perché ognuno ha la sua opinione, è paragonabile, come dire, alle idee. Ognuno può pensarla a modo suo e ognuno pensa di avere ragione, però un po' di coerenza ci vuole. E allora, ragionando e restando con i piedi per terra, se il Napoli, lo stesso Napoli che in campionato faceva bruttissime figure, perché il Napoli non è cominciato ieri a fare brutte figure in campionato, quindi lo stesso Napoli che faceva brutte figure in campionato, poi ha battuto i campioni d'Europa del Liverpool nettamente ed ha pareggiato poi all'Anfield in Inghilterra, ma perché lo stesso Napoli, visto che il calcio, come si dice, il pallone è rotondo e quindi tutto è possibile, ma perché il Napoli non potrebbe eliminare il Barcellona magari con un pareggio in Spagna e una vittoria al San Paolo anche per 1-0? Ma perché? Ma poi soprattutto, ma come fa un tifoso o del Napoli o di qualsiasi altra squadra a partire già battuto? Che senso ha? Bisogna disputarle le partite. Guardate l'Atalanta, ve lo immaginavate che l'Atalanta arrivasse agli ottavi di finale? Ma non ci credevano nemmeno i tifosi dell'Atalanta. Naturalmente ci speravano, perché il calcio è bello proprio per questo, perché ti dà la possibilità di sperare, di sognare. Ma perché non sperare e non sognare e condannarsi da solo prima di partire, prima di incominciare la partita, soltanto pochi minuti dopo i sorteggi? E allora chiedo un po' di coerenza, ci vorrebbe o no? Poi ognuno naturalmente è libero di dire, di fare, di pensare, di scrivere quello che gli pare e piace. Beh, molti hanno detto, dice, no, perché il Napoli in Champions League ha fatto tutto un altro campionato, tutte altre prestazioni, mentre nel campionato italiano non si è capito più niente. Questo anche è vero, ma stiamo parlando del Barcellona, quindi è legittimo sognare, è legittimo sperare. Il Napoli potrebbe tranquillamente eliminare il Barcellona, malgrado è uno squadrone, malgrado è blasonatissima, è zeppa di fuori classe, d'accordo, ma ce la può fare, perché il calcio è così e a volte anche nel calcio succedono i miracoli, perché se il Napoli eliminasse il Barcellona sarebbe soltanto un miracolo, però può succedere, d'accordo. Ma come fate poi il giorno primo a dire il Napoli quest'anno andrà in Serie B? Ecco, è questo quello che io non riesco a capire. Poi per quanto riguarda questi sorteggi, vabbè, ragazzi, purtroppo, amici carissimi, cari tifosi del Napoli e fratelli partenopei, purtroppo la fortuna, non da un po' di tempo, ma specialmente quest'anno, purtroppo assolutamente non è favorevole al Napoli. La dea bendata ci ha sempre abbandonato per quanto riguarda i sorteggi e soprattutto anche per le partite di campionato. Ma può darsi che la dea bendata poi ci ripaghi nella partita, nella prestazione, e magari il Napoli riesce a battere il Barcellona con un episodio fortunoso.
ma perché non sperarci e non crederci? Ecco, questo volevo dire. Siamo stati poco fortunati perché abbiamo beccato il Barcellona, ma non dobbiamo e non possiamo sentirci già sconfitti prima di disputare la partita di andata e quella di ritorno. Aspettiamo le due partite e poi ne traiamo le conclusioni. È chiaro che è difficilissimo, veramente quasi impossibile superare questi ottavi di finale, ma bisogna sempre disputarle le due partite e il Napoli sulle partite secche, insomma, ci ha sempre fatto delle ottime figure, anche in campo internazionale. Quindi io sono fiducioso, malgrado la crisi, malgrado il casino, malgrado lo scoraggiamento e questi calciatori che non hanno assolutamente voglia di vincere più con la maglia azzurra. Ma siccome giocheranno anche e soprattutto per cacchi loro e la vetrina di Napoli-Barcellona è una vetrina veramente mondiale, si impegneranno al massimo, forse no per il Napoli o per la maglia azzurra, per cacchi loro, ma si impegneranno, quindi non sarà la stessa partita di una partita qualsiasi di campionato. Una sfida affascinante, non solo per noi tifosi, ma anche per loro che scendono in campo. Quindi sarà l'occasione di motivazioni eccelse, gigantesche, che vengono fuori da sole, senza che l'allenatore faccia niente o senza che i tifosi facciano nulla. A proposito di tifosi, vorrei dire ai tifosi ultras della curva, se mai ascoltassero o guardassero il mio video, ritornate allo stadio, ritornate a tifare, magari avete ragione che qualche regola inserita nel San Paolo purtroppo è esagerata, ma le regole ci devono essere, altrimenti questo calcio non cambierà mai. Ma ritornate allo stadio, ritornate a tifare perché il Napoli, la squadra, ha bisogno di voi. Senza le curve lo stadio San Paolo è un teatro, più che un teatro io direi è un cimitero. Quindi cari ultras, care curve A e curva B, ritornate a tifare, rispettate le regole, perché purtroppo non c'è altra soluzione, anche se alcune regole non sono assolutamente giuste e sono contro gli ultras. Però fatelo per il Napoli, specialmente in questo momento difficile. L'avete seguito ovunque, lasciando le vostre famiglie a casa. Non potete abbandonarlo adesso solo perché purtroppo sono state messe nel San Paolo delle regole assurde e pazzesche. Ritornate al San Paolo, bisogna fare tutto quello che è possibile per salvare questo Napoli da questa crisi profonda che è diventata un inferno. E soprattutto contro il Barcellona questa squadra ha bisogno dei suoi tifosi. Giocheranno per cacchi loro, noi tifiamo per cacchi nostri, cioè per la maglia della nostra squadra del cuore, la squadra della nostra città. D'accordo? Cari amici, se siete d'accordo con il mio pensiero, lasciate un like a questo video e se non siete iscritti al canale YouTube e alla pagina Facebook di Napoli è sempre bella, iscrivetevi, mettete mi piace, tanto che vi costa? Noi ci risentiamo e rivediamo ai miei prossimi commenti e al prossimo video. Un abbraccio a tutti, grazie per la visione e come sempre vi dico, al di là di ogni risultato, sempre solo Forza Napoli, squadra e città.